Buonasera a tutti, siamo qui alla grandissima serata del 4 settembre a Vedelago. Con noi il tesoriere di Indipendenza Veneta, Pietro Bortolin, che chiedo, il Veneto riceve dall'Italia 50 miliardi di euro all'anno, ma in realtà ne dà 70. Il Veneto Quest- ne dà il 70, Veneto ne sì. dà 70 allo Stato italiano. Ci spieghi questa differenza? Ma la differenza è abbastanza semplice, si chiama residuo fiscale ed è la differenza che passa tra le tasse che noi come Veneti paghiamo e quello che ritorna al Veneto in servizi, soldi, anche soldi pochi purtroppo, ai comuni, alle regioni e quant'altro. E lo spread della differenza sono 20 miliardi che poi vanno ad alimentare purtroppo sprechi in tutta Italia. Considerate il fatto che sono 20 miliardi sì, ma potrebbero essere molti di più, perché se noi riuscissimo a rifondare il Veneto come sappiamo fare, quindi con il nostro metodo di lavoro, avremo dei risparmi enormi e probabilmente togliendo anche tantissimi sprechi potremo avere 30 miliardi di residuo fiscale sui 70 che versiamo. E quindi è una cosa che dobbiamo assolutamente fare. Quindi resterebbero in Veneto 20 miliardi in più Oggi, con l'indipendenza del Veneto. senza cambiare nulla, oggi resterebbero in Veneto 20 miliardi di euro, con i quali potremmo veramente rifare il Veneto, ma anche dalle cose semplici. Faccio un esempio. In Italia, presa come Italia, abbiamo un residuo e un cuneo fiscale, quindi la differenza tra quello che un'azienda paga e quello che un lavoratore dipendente riceve, che è enorme e abnorme. Quindi l'azienda paga per il dipendente una quantità di soldi enorme e il dipendente riceve pochissimo, perché 1200 euro sono veramente pochi e all'azienda costa 2400-2500. Anche soltanto riducendo il cuneo fiscale e arrivando a dare ai dipendenti 500 euro in più in busta paga, e con quei 20 miliardi ad esempio si potrebbe fare perché c'è lo spazio per farlo, noi avremo già risolto una gran parte delle problematiche, perché con 500 euro in più in busta paga un dipendente, chiaramente una famiglia, va a mangiarsi una pizza in più al mese. Aumentano i consumi, si riparte con l'economia, con una cosa che comunque oggi, senza cambiare troppo, c'è la possibilità di fare con un residuo fiscale, senza contare che con l'occasione converrà poi rifondare tutto il sistema, perché sarebbe sciocco con l'occasione di un cambiamento fare una piccola Italia in Veneto. La rifondiamo, facciamo una nazione moderna, orientata verso il mondo, quindi non chiusa in se stessa come magari qualcuno può pensare, orientata verso il mondo come siamo sempre stati storicamente, perché storicamente il Veneto è aperto al mondo.